Like Bike, percorsi cicloturistici, noleggio e-bike ed eventi. Visita il nostro sito www.welikebike.org. Si chiama freestyle scooter ed è la disciplina di acrobazie con il monopattino. È uno sport che è molto diffuso in America e adesso sta prendendo un grandissimo piede anche qui in Europa, ma soprattutto in Italia. Fra breve ci saranno i campionati a Barcellona. E perché ne parliamo in questo spazio di A Tu per Tu? Il perché ve lo dico tra poco. Stiamo trasmettendo dal Record Space di Cittafiera per la trasmissione A Tu per Tu di Esplora e Ama. E io qui ho l'onore di avere un giovanissimo campione, 21 anni, Lorenzo Clocchiatti. Buongiorno Lorenzo, Buongiorno. Benvenuto. Lorenzo giustamente un po' emozionato perché lui è uno sportivo, è uno abituato a mordere, no? L'asfalto con il suo monopattino e quindi voglio dire un impegno non da poco e adesso si ritrova a fare la sua prima trasmissione. Sì. E quindi bisogna un attimino sciogliere il ghiaccio e penso che non ci sia cosa più bella di sciogliere il ghiaccio parlando di te stesso. Come mai sei arrivato diciamo così, ad una meta così ambita? Perché tu sei ai campionati a rappresentare l'Italia e quindi non è una cosa da poco, un friulano. Cioè abbiamo un cotanto friulano campione di monopattino. Ecco, com'è nata questa passione? La passione per i monopattini da quando ho 6 anni e verso l'età dei 12-13 anni ho iniziato ad appassionarmi al freestyle del monopattino. Grazie a una mia professoressa delle medie ho scoperto che c'era uno skatepark a Udine e da lì ho iniziato a frequentarlo ogni giorno e nell'età di 14 anni mi sono preso il primo monopattino da freestyle e da lì è stata tutta una scalata. Ho iniziato ad allenarmi per molte ore al giorno, arrivavo alle 2, tornavo a casa alle 8 e così via, fino ad arrivare sempre a livelli più alti, finché oggi mi ritrovo qua che sono stato chiamato per andare ai mondiali. Ecco, tu hai detto oggi mi ritrovo qua per andare ai mondiali, tu hai detto che c'è stato un percorso, quindi c'è stato un innamoramento iniziale con questo sport che voglio dire non è molto consueto. Fra l'altro io quando è arrivato qui in redazione la prima cosa che gli ho chiesto la tua mamma, perché voglio dire, mentre noi stiamo parlando vi mandiamo in onda alcune immagini delle prodezze di Lorenzo. Beh, ragazzi, c'è tanta roba, voglio dire. Ecco, quindi tu parti con questa passione, poi inizi a farlo in maniera agonistica, quindi tanti allenamenti. Ecco, se io ti dovessi chiedere luci e ombre di questo sport, nel senso, la passione ovviamente c'è, però immagino anche tantissimo sacrificio. Ovviamente. Innanzitutto il peccato di sto sport è che fin quando non hai uno sponsor devi buttare via tantissimi soldi in pezzi che ti durano massimo 3 mesi e costano anche 200 euro. Il bello dello sport è la passione, perché comunque per me è come uno sfogo, cioè quando ho qualcosa che non va con me, quando sono arrabbiato, quando sono triste, quando voglio fare qualcosa io vado lì e mi sfogo tutto il giorno. Ecco, diciamo che è uno sport anche terapeutico. A livello agonistico, quante ore ti alleni alla settimana? Allora, innanzitutto di media di giorni alla settimana mi alleno più o meno 5-6 giorni alla settimana e dalle ore dipende. Quando fa tanto caldo inizio anche alle 4 per finire alle 7 e mezza, 8. Se no già dalle 3 sto fino alle 8, sono 5 ore al giorno. Ecco, parlando delle selezioni, perché tu a breve appunto ti troverai a Barcellona per tentare di acchiappare questo ambito titolo, che è una cosa molto importante, voglio dire, soprattutto per l'Italia, per noi, perché è una cosa nuova, non penso che ce ne siano stati altri, quindi voglio dire, ragazzi, un italiano, per giunta un friulano di Tavagnacco, che raggiunge un obiettivo così importante, e voglio dire, non è una cosa da poco. Ecco, come sei arrivato a questo punto? Cioè, come hai conquistato il titolo per arrivare a questo punto?
Non c'è stato un titolo perché delle nazionali non ci sono. So che per gli Extreme di Barcellona ogni nazione poteva portare 8 atleti e hanno chiamato me e altri 3 ragazzi, 2 di Trento e 1 di Belluno. Ma hanno chiamato te sulla base di cioè ti hanno fatto una selezione, c'è stata una selezione? Per farsi conoscere, nel senso più vedono i tuoi video, più girano i tuoi video, più sanno quanto sei forte, si fanno una base guardando i tuoi video. Ecco, mi sorge spontanea una domanda, quindi tu ti fai promozione attraverso dei video, quindi utilizzerai i canali Sì, social, sì, attraverso media? i social mi faccio la pubblicità, tutta la mia pubblicità è grazie ai social. Quindi se uno vuole trovarti e vedere le tue prodezze, dove va di bello? Beh, su TikTok, su Instagram e a breve sarò anche su Facebook. Ecco, quindi voglio dire, noi sappiamo che soprattutto i giovani Instagram, quindi per saperne di più questo. Cosa ti aspetti di trovare a Barcellona? Il meglio del meglio, cioè so che comunque là ci sono gli ex campioni mondiali, ci sono tantissime persone famosissime grazie a sto sport. Ecco, immaginandoci un po' la gara, perché questa non è la classica gara da corsa o le performance a cui siamo abituati. Ecco, come si svolge proprio al lato pratico? Allora, hai 1 minuto di tempo dentro lo skatepark e in quel minuto devi fare le acrobazie migliori che puoi e atterrarle nel modo più perfetto che puoi, in modo che guadagni più punti. Più le fai bene, più il punteggio si alza. Finito il tempo si fa una media di tutte le acrobazie che hai fatto e il punteggio più alto vince la gara. Quindi presumo che sia stata anche una grandissima emozione apprendere di questa selezione, Esatto, giusto? sì, Sei sì, emozionato tanto. Sì, sì, mi sono emozionato tanto. Bene, Lorenzo, noi ti ringraziamo tantissimo di essere stato qui ospite alla web TV Esplora e Ama, al nostro appuntamento con A Tu per Tu. Ti facciamo tantissimi auguri, Grazie mille. soprattutto l'augurio di vincere, di portare l'Italia e il Friuli sul podio di questo importante sport. Bene, un saluto a tutti voi, un buon proseguimento e al prossimo appuntamento con A Tu per Tu. Grazie di averci seguiti. We Like Bike, percorsi cicloturistici, noleggio e-bike ed eventi. Visita il nostro sito www.welikebike.org.